Siamo al torneo Arco di Trento dove la formazione juniores ha affrontato oggi il San Marino. Da Sofia Bigaran un'analisi della partita, perché la partita è finita 3-1 per il San Marino. C'è stato il tuo gol, dici com'è andata più o meno? Beh, ci siamo un po' riprese dal periodo negativo che abbiamo avuto e oggi insomma abbiamo fatto vedere di cosa sappiamo fare, insomma. E non è stata una partita facile, però abbiamo lottato fino alla fine, non abbiamo mai mollato, però insomma poteva andare meglio e speriamo martedì di rifarci e finire in bellezza. Ecco, riguardo la partita proprio, siete andati sul 2-0 per il San Marino, poi hai trovato il gol, ci spieghi un attimo il gol com'è? C'è stato un rimpallo e ho preso palla e ho tirato, ho cercato di mirare la porta e è entrato. Cosa magari è mancato secondo te, visto il risultato? Quel qualcosa che potesse magari portarvi intanto sul 2-2 magari? Beh, abbiamo sbagliato un po' di gol davanti alla porta, gol che magari potevamo fare, e abbiamo fatto un po' di errori magari che potevamo evitare, ma dobbiamo finalizzare di più e in modo migliore. Siamo con Martina Pizzolato, sempre qui ad Arco. Martina, allora arrivi dalla squadra giovanissima e oggi hai avuto questo onore, diciamo così, per aver trovato il posto anche nella squadra under. Come ti sei trovato in campo e ci spieghi magari come è andata la tua partita? Ok, allora in campo bene, poi mi hanno subito accolta, mi sono anche divertita anche il prima della partita e basta, con le compagne mi trovo bene, la partita diciamo è andata abbastanza bene, spero di aver fatto il meglio possibile che potevo fare. Diciamo non è andato bene per quanto riguarda il risultato, ma domani, martedì, ci sarà la possibilità di dimostrare con la squadra, con la rosa al completo, dove potrà arrivare questo Vittorio Veneto, o terzo o quarto ovviamente. Speriamo terzo. Speriamo di dimostrare quanto valiamo, soprattutto martedì, così, dato che abbiamo la rosa al completo. Allora, con Carlotta Modolo analizziamo oggi la partita proprio qui a Arco contro il San Marino Academy. Da te, capitano della squadra dell'Under, ci aspettiamo magari qualche parola in più. Sì, la partita non è andata come ci aspettavamo, pensavamo non di fare meglio, perché comunque tutte hanno dato quello che potevano dare, tutte hanno dato il 100%, di questo ne sono sicura. Non è andata come ci aspettavamo, perché appunto speravamo di ottenere un risultato positivo, così non è stato, però sappiamo che comunque usciamo da questa partita con la testa alta, perché abbiamo dimostrato di essere uscite dal periodo negativo che ci ha accompagnato nell'ultimo periodo. E quindi sì, adesso aspettiamo la partita di martedì per dimostrare chi siamo davvero e per dimostrare un'altra volta a noi stesse quanto valiamo, insomma.